Buonasera, le principali notizie. La Corte dei Conti boccia la gestione dei rifiuti in Sicilia. I giudici contabili chiedono chiarimenti su 11 punti alla Regione ed altri enti. Tra questi un riscontro tecnico sul dimensionamento dei termovalorizzatori e delle discariche. A Messina è arrestato l'ex primario di chirurgia plastica del Policlinico Francesco Stagno dal Contres. Secondo gli investigatori chiedeva mazzette alle case farmaceutiche per l'organizzazione di congressi. Nell'inchiesta 31 indagati. A Palermo si allarga anche alla sanità privata e alla formazione l'indagine che ha coinvolto l'ex governatore Totò Cuffaro, finito ai domiciliari per il GIP spregiudicato nell'uso del potere. A Catania blitz antidroga dei carabinieri nel quartiere di San Giovanni Galermo, arrestate 31 persone, 7 le piazze di spaccio smantellate. Tangenti per migliaia di pratiche alla motorizzazione di Palermo, confermate le condanne. Nell'abitazione del funzionario Costa gli investigatori avevano trovato 590.000 euro in contanti. Gli studenti della terza media di Buscemi, siamo nel Siracusano, andranno a Buccheri per l'orientamento scolastico accompagnati su un pulmino guidato dal sindaco che dice quando c'è necessità bisogna uscire dall'ufficio. Capodanno a Catania con Marina Rei, Caballai, Gali, tante le iniziative legate anche al Natale. Calcio, il Palermo al lavoro per la gara di domenica al Castellani contro l'Empoli. Inzaghi dovrebbe nuovamente tenere in panchina Brunori. Buonasera e benvenute e benvenuti. Dunque la Corte dei Conti boccia la gestione dei rifiuti in Sicilia. I giudici chiedono chiarimenti su 11 punti alla Regione e ad altri enti. Sentiamo Lorena Dolci. La Corte dei Conti boccia il piano rifiuti targato Renato Schifani, su cui poggia il progetto dei 2 termovalorizzatori da 800 milioni da realizzare a Palermo e Catania. In 11 punti messi nero su bianco, a conclusione di una lunga e approfondita indagine, la magistratura contabile indica gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative e attuative, che determinano a cascata ancora più gravi inefficienze nella pianificazione, nel monitoraggio e controllo delle attività e quindi nell'impiego delle risorse pubbliche. Manca insomma una visione generale, dice la Corte, come già accaduto nei 25 anni delle precedenti gestioni commissariali, che rischia di inficiare in partenza il completamento di tutta l'impiantistica integrata. La magistratura contabile punta il dito in particolare sulla grave e ingiustificabile assenza di documenti delle gestioni commissariali e sulla gravissima carenza organica dell'assessorato all'energia. A parte le integrazioni già fornite dalla Regione, il piano risulta essere ormai superato in alcuni punti fondamentali. Il fatto che i documenti non siano in ordine non è un semplice problema di archivio, ma impedisce ai giudici di conoscere gli impianti esistenti e quindi di verificare se la previsione dei nuovi, tra cui appunto termovalorizzatori e discariche, sia adeguata in un'ottica integrata della gestione dei rifiuti. Immediata la replica della Regione. Non si tratta di controllo su atti di rilevanza finanziaria, come nel caso della delibera CIPES sul Ponte dello Stretto, ma di controllo sulla gestione che si sostanzia in raccomandazioni di interventi e misure correttive. A Messina è arrestato l'ex primario di chirurgia plastica del Policlinico Francesco Stagno dal Contres. Chiedeva, secondo l'accusa, mazzette alle case farmaceutiche per l'organizzazione di congressi. 31 gli indagati, il Policlinico avvia così un'indagine interna su appalti e affidamenti. Sentiamo Francesco Triolo. Concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa sono le accuse che la Procura di Messina ha formulato nei confronti del noto chirurgo plastico ed ex parlamentare messinese Francesco Stagno dal Contres, 70 anni, finito ai domiciliari su disposizione del GIP di Messina Salvatore Pugliese. Secondo la Procura, dal Contres, ex primario di chirurgia plastica al Policlinico, avrebbe preteso mazzette da alcune case farmaceutiche ed imprese di prodotti medicali per l'organizzazione di un congresso. Contributi ottenuti, si è potuto stimare, in oltre 700.000 euro, nella maggior parte dei casi tramite semplici richieste o sporadicamente mediante minacce esplicite.
ai fornitori del Policlinico, prospettando come corrispettivo facilitazioni nel rinnovo dell'appalto per la fornitura dei prodotti medicali. L'inchiesta vede complessivamente 31 indagati tra medici, titolari delle imprese produttrici di farmaci e prodotti medicali, infermieri e operatori sanitari. Il Policlinico ha avviato un'indagine interna su tutti gli appalti e gli affidamenti degli ultimi 2 anni e chiesto alla Procura gli atti per adottare le misure disciplinari di competenza. L'azienda inoltre valuterà l'eventuale costituzione di parte civile. E a Palermo si allarga anche alla sanità privata e anche alla formazione l'indagine che ha coinvolto l'ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro, finito ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, Cuffaro sarebbe stato spregiudicato nell'uso del potere. Maglio Viola. Mentre continuano ad emergere nuovi filoni di inchiesta sui presunti appalti truccati in Sicilia che riguardano l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, tirano un sospiro di sollievo almeno altri 2 indagati eccellenti di questa indagine. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti relegato a indagine diverse il filone sulla regionalizzazione del CEFPAS, il centro di formazione per gli operatori sanitari di Caltanissetta, non ammettendo le carte nell'ordinanza in cui dispone gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, ma parallelamente ha alleggerito le posizioni di Saverio Romano, deputato nazionale di Noi Moderati, e Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars. Per Pace un sospiro di sollievo perché è stato creduto dal GIP quando ha raccontato che nelle intercettazioni che lo riguarda il riferimento non era all'imprenditore Vetro, ma ad altro compaesano che si voleva presentare e che era presente al colloquio a casa di Cuffaro. Il GIP, che considera Cuffaro spregiudicato nell'uso del potere e delle conoscenze, ritiene non opportunamente provata invece l'azione di Carmelo Pace. Quasi del tutto fuori dall'inchiesta, anche se resta un'accusa minore, Saverio Romano. Attacca il suo avvocato difensore Raffaele Bonsignore, per il quale le ricostruzioni giornalistiche fatte in queste settimane sono fuorvianti e lontane dalla realtà, come la stessa ordinanza del GIP ha dimostrato. L'inchiesta dunque si restringe a poche figure che ruotano intorno all'ex governatore, ma parallelamente si allarga ad altri fatti che la Procura si prepara a contestare a parte in altro provvedimento. Adesso a Catania, maxi operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere di San Giovanni Galermo, arrestate 31 persone, 7 le piazze di spaccio smantellate. Lorena Dolci. C'era un patrozzo, il padrino, che controllava i sottoposti e le classiche vedette pronte a segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine. Tra i pusher veri e propri, anche molti minorenni. Era questa l'organizzazione dello spaccio a San Giovanni Galermo, quartiere di Catania. Un sistema gerarchico con turni e orari prestabiliti, 24 ore su 24, 7 giorni a settimana. 7 le piazze di spaccio, tutte nel quartiere, in particolare in via Capo Passero, dove ad ogni ora del giorno e della notte si poteva comprare cocaina, crack e marijuana. Il blitz dei carabinieri ha smantellato il gruppo, 31 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione Angolo, per altre 14 è scattato l'obbligo di presentarsi. Sono tutte accusate a vario titolo di spaccio di stupefacenti. 3 degli indagati, nonostante si trovassero già in domiciliari, continuavano la loro attività di pusher. Una coppia di fidanzati viaggiava in auto con a bordo oltre 2 kg di cocaina. Sono stati scoperti dai carabinieri durante un controllo a Ramacca, nel Catanese. La droga avrebbe fruttato sul mercato circa 150.000 euro. Adesso ci occupiamo delle tangenti per migliaia di pratiche alla motorizzazione di Palermo, confermate le condanne. La più severa è stata inflitta al funzionario Luigi Costa, 11 anni. Nella sua abitazione gli investigatori avevano trovato 590.000 euro in contanti. Sentiamo Marco Gullà. Arrivano le condanne e sono pesanti per l'inchiesta sulle tangenti alla motorizzazione di Palermo. La pena più severa è stata inflitta al funzionario Luigi Costa, 11 anni, 2 mesi e 20 giorni. Nella sua abitazione gli investigatori trovarono 590.000 euro in contanti, nascosti dietro un armadio. Condanne anche per un altro funzionario della motorizzazione, Maurizio Caruso, 4 anni e 2 mesi. Giovanna Passavia invece prende 11 anni e 2 mesi. La Corte d'Appello di Palermo ha condannato poi altre 14 persone. Gli agenti della strada piazzarono telecamere e microspie all'interno degli uffici palermitani della motorizzazione. Costa fu immortalato mentre contava i soldi in bagno. Carte di circolazione, cambi di destinazione ed uso dei veicoli, collaudi di impianti GPL, immatricolazione di mezzi esteri dismessi dalle forze dell'ordine in Toscana, Lazio e Trentino Alto Adige. La voce dell'esistenza del canale aperto alla motorizzazione palermitana si era sparsa in giro per l'Italia. L'inchiesta ha smontato un sistema ben collaudato di tangenti
tangenti, in cui il deus ex machina era Luigi Costa, l'uomo che in questo fermo immagine contava i soldi in bagno. Confermate in Cassazione le condanne e l'impianto accusatorio del maxi processo La mafia dei Pascoli, con le truffe agricole sui terreni fantasma dei Nebrodi nel Messinese per incassare contributi non dovuti per milioni di euro dall'Unione Europea. Per i capi dei clan Faranda Casci e Badannesi messo il sigillo così sulle condanne. E adesso andiamo a Paternò, c'è stato un fuori programma durante la festa di Santa Barbara, crolla una delle varette che accompagnano la processione, nessun ferito per fortuna. Lorena Dolci. Sono quasi le 21:30 quando in via Circonvallazione a Paternò si snoda la processione per la festa di Santa Barbara, patrona della città. Il fercolo è come al solito preceduto dai cerei, detti anche varette, che da secoli illuminano il percorso della santa in rappresentanza dei mestieri e corporazioni. Poi l'incidente. Il portatore del cerio che si trova davanti cade bruscamente. Il contraccolpo ricevuto dalla struttura è così forte che la varetta si spezza in due e rovina pericolosamente per strada. Nessuno si è fatto male, qualcuno grida al miracolo. Il malcapitato è uscito indenne dalla caduta e la parte superiore del cerio, peso totale 900 kg, è caduta tra la folla senza ferire nessuno. Quindi l'applauso liberatorio dei fedeli. La varetta danneggiata è stata immediatamente messa in sicurezza e rimossa con un carro attrezzi. Tanti puntano adesso il dito contro la disastrosa situazione delle strade, piene di buche e senza manutenzione. Circola anche questa foto che ritrae un tombino mal ricoperto che potrebbe essere stata proprio la pietra d'inciampo del portatore. Polemiche senza interlocutore, con il comune sciolto per infiltrazioni mafiose e l'ex sindaco Nino Naso indagato per voto di scambio nell'ambito dell'inchiesta Tena. A Gela la polizia ha arrestato 2 giovani che avevano rapinato a settembre una donna settantenne in strada, strappandole le 2 collane d'oro che portava. Durante la fuga i 2 persero una delle 2 collane e poi subito dopo cercarono di rivendere quella rimasta ad un compra oro. Gli studenti di terza media di Buscemi, siamo nel Siracusano, andranno a Buccheri per l'orientamento scolastico accompagnati su un pulmino guidato dal sindaco. Francesco Aloi. Alla guida dello scuolabus c'è un autista speciale. Siamo a Buscemi, meno di 1000 abitanti, nella zona montana del Siracusano. I ragazzini di terza media devono raggiungere la vicina Buccheri per fare orientamento e ad accompagnarli è lui, il sindaco. Molte mamme lavorano, altre non hanno la disponibilità e quindi c'è il rischio concreto che molti ragazzi non potessero partecipare a questi importantissimi corsi di orientamento. Così, per evitare di mettere in difficoltà i genitori, non ci ha pensato 2 volte. Ho trovato un pulmino per questi 3 giorni e mi sono attivato appunto affinché tutti i ragazzi potessero partecipare. Vivere nei piccoli comuni diventa sempre più complicato. La lontananza dal caos della città unita all'assenza di smog purtroppo non sempre basta. E così c'è chi va via, ma a chi resta tocca fare sacrifici. Nei comuni come Buscemi il vincolo solidaristico delle comunità è ancora più forte, quindi anche il sindaco, quando c'è bisogno da fare, deve uscire dal proprio ufficio. A Buscemi la scuola c'è. Qui gli alunni sono una trentina, dai più piccoli della prima elementare ai più grandi della terza media, ma dopo si diventa pendolari. Però nel frattempo, avendo frequentato la scuola nel loro comune di residenza, hanno creato comunità, sono riusciti a crescere insieme, a fare gruppo. Una breve pausa, poi scopriremo chi saranno i protagonisti musicali della grande festa di Capodanno a Catania. Marina Rei, Caballà e Gali con una o 2 sorprese ancora non annunciate, firmate X Factor e parte del cast del Capodanno a Catania, ricco anche il calendario degli eventi natalizi all'insegna di oltre 50 eventi nei quartieri. Roberta Lunghi.
Il volto del comune, la piazza Duomo colma di gente in festa con piazza Università allestita con maxischermo per godere dello spettacolo. Sarà il Capodanno 2026 a Catania, con l'intento di inserirlo in una costellazione di eventi che vogliono raccontare anche il Natale, che unirà in una trama di appuntamenti i quartieri con il centro. Perché a tutti dobbiamo consentire di poterlo vivere, di poter assaporare il calore che intendiamo esprimere attraverso tutti questi eventi che devono unire una città. Dalla Notte Bianca del 12-13 dicembre ai cori gospel agli artisti di strada in oltre 50 eventi. Occhio importante alla mobilità con biglietti bus a prezzo ridotto e con allargamento del numero di corse, oltre all'impegno di FCE con la metro operativa nei fine settimana fino all'1 e fino alle 3 la notte di San Silvestro. Il tutto in un quadro di allargamento di posti anche nei parcheggi, come nel Borsellino, con oltre 100 stalli in più. Il cast di Capodanno sarà rivolto a un pubblico trasversale. Dagli artisti locali, e quindi Cavallà e a Zapato, ci sarà Marina Rei, ci sarà Gali come artista di punta e ci sarà almeno una bella sorpresa, speriamo anche 2, attendiamo per ragioni contrattuali fino al giorno 11 per poter comunicare chi sono. Tutto dunque fino alla levata di calici sul palco di Piazza Duomo nello spettacolo condotto da Ruggero Sardo e come sempre quello sarà il momento di guardare avanti e perché no di esprimere un desiderio. Che Catania avverta il desiderio e soprattutto il valore di marciare come un unico equipaggio, come un'unica squadra e a quel punto potrà realizzare le acrobazie più belle. Perché mi fai stare. La Sicilia conquista il podio di X Factor 2025 a trionfare con la sua anima rock e Rob, studentessa ventenne di Trecastagni nel catanese al terzo posto, la paternese Delia che ha brillato con la sua Sicilia Bad. Desiree Ferlito. A vincere X Factor 2025 sei tu, Rob! A trionfare a X Factor 2025 è lei, Roberta Scandurra, in arte Roby, studentessa ventenne di Trecastagni in provincia di Catania. Nella serata finale del Talent ha incantato Piazza del Plebiscito a Napoli con un'emozione da poco, interpretata con la sua anima rock e una carica che sembrava non finire mai. Presenza scenica, carisma e un sorriso che disarma. Rob si è subito distinta sin dalla prima audizione e alle domande sul suo look ha risposto così. A me piace farmi notare, mi piace essere esuberante. In quell'occasione conquistando subito 4 sì con un'audace cover di Call Me dei Blondi. Rob ha conquistato la vittoria superando il super favorito Ero Caddeo e la paternese Delia, terza classificata. Un altro talento straordinario che ha portato in alto la Trinacria. Delia ha conquistato il podio con un brano inedito, Sicilia Bella, un inno a una terra che i giovani non dovrebbero mai dover lasciare. Ci fermiamo, una breve pausa. Il calcio con il Palermo che si prepara alla poi partita di domenica contro l'Empoli. Palermo al lavoro per la gara di domenica al Castellani contro l'Empoli, in programma appunto domenica. Inzaghi dovrebbe nuovamente tenere in panchina Brunori. Marco Gullà. È un nuovo esame di maturità. Il Palermo però questa volta vuole passarlo e anche a pieni voti. Al Castellani domenica contro l'Empoli dell'ex Dionisi, rosanero chiamati a bissare la vittoria ottenuta contro la Carrarese. Se davvero il Palermo ha capito cosa vorrà fare da grande, la sfida contro l'Empoli deve quindi consegnare certezze. Possibile panchina ancora per Brunori, sempre più eclissato. Inzaghi dovrebbe puntare su Palumbo e Vasic alle spalle di Poyampalo. L'alternativa è l'Eduaron. Brunori nelle
nelle ultime 2 partite ha giocato solamente 10 minuti, segnale che l'attaccante è ai margini. Gomez e Gyasi hanno recuperato dai rispettivi infortuni e puntano a tornare tra i convocati per la gara con l'Empoli, anche se difficilmente partiranno titolari. In difesa Benesischi sta trovando continuità nel ruolo di braccetto sul centro-destra e dovrebbe essere confermato. Bani e Ceccaroni restano punti fermi della difesa. A centrocampo si va verso la conferma del duo Segre-Ranocchia. Anche l'Empoli arriva da una vittoria roboante. Dionisi cerca la rivincita contro la sua ex squadra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.